La neve che fiocca copiosa è la foto del gelo caduto sulla comunità cristiana con l'annuncio shock del Papa che durante il concistoro per la canonizzazione dei martiri di Otranto ha comunicato in latino la decisione di rinunciare al ministero di vescovo di Roma, successore di Pietro, una scelta inaspettata seppur prevista dal diritto canonico. Certo, pur essendo un gesto previsto dal codice di diritto canonico, è anche molto innovativo per certi aspetti, perché appunto di fatto negli ultimi secoli non si è mai dato, e quindi potrebbe anche aprire la strada sia una diversa figura. Ed il vescovo di Treviso parla di gesto innovativo e sicuramente molto coraggioso da parte di Benedetto XVI, un gesto che non ha precedenti nella storia recente della Chiesa. Dopo quello più famoso di Celestino V nel 1294 bisogna andare al 1415 con Gregorio XII per trovare un altro papa dimissionario. Coraggio, un'altra parola che mi colpiva e che condivido molto è un senso di libertà interiore. C'è una parola che non ho sentito che invece è venuta in mente ed è spirito di servizio. E proprio sullo spirito di servizio dimostrato da Benedetto XVI nell'affrontare la sua missione si focalizza l'analisi di Monsignor Gianfranco Agostino Gardin. E allora questo è l'autentico spirito di servizio. Non sono più in grado di servire, altri potrebbero servire meglio di me e allora io faccio un passo indietro. Ecco, non è semplicemente mi libero di un peso, ma faccio sì che questo compito che deve essere svolto possa essere svolto da chi ha le forze più adeguate rispetto a quelle che io mi ritrovo nella mia condizione. Sicuramente la notizia ha provocato profondo turbamento nel mondo ecclesiastico e non solo della Marca, che comunque si è stretto attorno al pontefice apprezzandone la decisione. Si tratti di una scelta che verrà sicuramente apprezzata sia da chi è credente e si riconosce nella Chiesa, sia anche da chi non si riconosce nella Chiesa e che magari ha avuto o ha dei contenziosi o delle riserve sulla Chiesa stessa. Questo gesto di libertà profonda credo sia sicuramente apprezzato.